La sfida lanciata da Lega Coop Sicilia Occidentale e Confesercenti Sicilia è quella di proporre alla provincia di Agrigento un modello di ospitalità che esalti le potenzialità del territorio nel rispetto della natura e delle esigenze di tutte le tipologie di turisti, sperimentando pratiche tese a incontrare un nuovo target di clienti e a migliorare la qualità e l'attrattività del sistema turistico nel suo complesso. Se ne è parlato stamani nei locali della Camera di Commercio su un'iniziativa appunto della Lega Coop e di Confesercenti Sicilia. Allora, noi abbiamo insieme a Confesercenti, Lega Coop Sicilia Occidentale e Confesercenti lanciato questo percorso su Agrigento. Perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo notato anche quest'anno che c'è una diminuzione di presenze turistiche. Le uniche due province che non segnano un dato positivo è appunto Agrigento e Ragusa. Il contrario della Valle dei Templi, che sta arrivando a 1 milione di biglietti venduti, quindi il problema della bellezza, della capacità di Agrigento di ricevere turista non sta nelle loro capacità, scusate il doppio, ma nella difficoltà di arrivare ad Agrigento. Noi abbiamo bisogno di fare un'alleanza con tutte le associazioni per dare un sostegno alle istituzioni, per dire alle istituzioni, le associazioni di categoria vogliono investire il loro tempo, la loro capacità nel dare una mano a loro, perché bisogna controllare, perché ancora per arrivare ad Agrigento occorrono 3 ore, perché le strade da percorrere sono brutte e pericolose, dobbiamo sbloccare gli investimenti che ci sono. Credo sia particolarmente importante questa iniziativa che Lega Coop e Confesercenti organizzano oggi ad Agrigento, un'iniziativa che mette al centro il come una comunità complessivamente, sia nel versante istituzionale che in quello associativo, che in quello dei cittadini, possa ragionare insieme mettendo la cultura al centro dello sviluppo. La cultura e il turismo, perché questa connessione è sempre più forte. Le persone cercano sempre di più un turismo esperienziale che incontri i luoghi, che conosca le persone, che viva dei luoghi e delle identità per scambiarle e per conoscerle in modo approfondito. Agrigento è ricca in modo incredibile di patrimonio culturale, di patrimonio paesaggistico, di patrimonio enogastronomico, di capacità artigianali. È un territorio quindi che può sicuramente mettere in filiera, mettere a valore l'insieme di queste competenze, di queste capacità, cercando però di fare sistema, cercando di lavorare insieme fra tutti perché ci sia che questo fattore dello sviluppo a base culturale diventi un elemento strategico. Ma io penso che questo è un segmento in più che dà a questa provincia, ma anche al resto della Sicilia, e per diciamo, un'importanza anche che investe al territorio nazionale, e che appunto la legge sulle ferrovie turistiche dà, come dire, una opportunità in più e dà anche e rappresenta, intrecciata anche con altre forme di turismo lento, che è ciò che oggi il turista che vuole fare un'esperienza nuova cerca, è quella appunto di dare forza alla crescita economica di un territorio. E qui è molto importante oggi acquisire un dato, e cioè quello del fatto che le organizzazioni di categoria stanno chiedendo appunto alle istituzioni, ma non solo, facendo emergere anche dal basso un interesse nuovo a che appunto si inizi un percorso diverso. Ma noi pensiamo che questa giornata di oggi mira soprattutto a mettere assieme tutte le forze che ci sono ad Agrigento e tutti gli operatori turistici per arrivare a delle proposte concrete, perché se ognuno se ne va per conto proprio noi non riusciremo mai ad avere un'accoglienza di qualità e un'accoglienza positiva nella nostra provincia. Quindi l'auspicio è quello di organizzare un osservatorio permanente di tutte le associazioni, dei sindacati e degli operatori turistici.